A guardarla sembra quasi un fumetto d'altri tempi, colorate e affascinanti miniature si sviluppano di pari passo e danno forza al racconto biblico. È tornata a casa la Bibbia Istoriata Padovana, importante manoscritto miniato di epoca trecentesca di grande originalità creativa, esposto nel Salone dei Vescovi al Museo Diocesano di Padova fino al 19 aprile, nella mostra a cura di Alessia Vedova. La Bibbia Istoriata Padovana nacque come un unico codice miniato e composto da oltre 130 fogli e arricchito da 873 vignette miniate, oggi diviso in due parti eccezionalmente riunite, conservate all'Accademia dei Concordi a Rovigo e alla British Library di Londra. Capolavoro della miniatura, è opera di artisti operanti presso la corte dei Carraresi, signori della città di Padova sino al 1405. Ogni pagina è scandita da 4 riquadri incorniciati di rosso che illustrano in sequenza la narrazione biblica, accompagnati da brevi didascalie in volgare padovano che rendevano la narrazione immediata e accessibile. Un esempio raro, dato che le Bibbie di quell'epoca erano soprattutto in lingua latina. I miniatori che lavoravano al manoscritto si ispirarono ai grandi cicli di affreschi realizzati in città sotto i Carraresi, che resero Padova una urbs picta. La Bibbia Istoriata è una testimonianza unica dell'evoluzione del costume trecentesco. Nelle vignette, infatti, spiegate attraverso un video introduttivo e un pannello interattivo, sono visibili gli usi e i costumi, gli spazi architettonici e il territorio rurale della Padova tardo medievale.